rivolgersi al mondo dei bambini è fondamentale. Siamo sempre molto distratti nel ricorrere le nostre ansie, nel dare seguito alle nostre ansie di successo, di energiarci giorno dopo giorno, che ci dimentichiamo del tesoro più importante che abbiamo accanto a noi, che sono i bambini. Allora, leggendo il libro da lui scritto, si capisce quanti piani di lettura diversificati ci sono tra le linee. Un bambino che legge la storia del Napoli, ma se qualcuno si intrattiene con lui, gli fa capire come Giorgio Ascarelli nel 1926, lui poi è morto nel 29, dopo appena 3 anni, aveva fuso in un'unica società una serie di società calcistiche. Era il calcio degli albori, sì, c'era molta altra compagine calcistica che era nata prima, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Forse Napoli era un po' in ritardo, ma vedete, Napoli si è trovata anche nel grande disagio sociale, economico e politico di essere la centralità dell'Europa all'inizio dell'Ottocento, per poi scadere sempre più in basso. E a un certo punto fu molto divertente iniziare con un cavallo che era quasi un antesignano di voler volare, fare delle cavalcate incredibili, e questo cavallo con grande senso non solo di umiltà ma anche di ironia, dopo il primo anno disastroso si trasforma in un ciuccio. Io ho detto molte volte ai miei amici, guardate che secondo me dobbiamo recuperare il cavallo, visto che il cavallo è il simbolo della Ferrari, il simbolo della Porsche, il simbolo di Baracca. Se noi vogliamo volare alto, visto che è un simbolo vincente, bisognerebbe vedere come inserire un cavallo straordinario impennato sulla nuova maglia del Napoli. Quindi come simbolo insieme alla famosa N cerchiata. Ora, è chiaro che quando dicevo le persone tutte dovrebbero raccogliere la missione di stare vicino a questi bambini nella loro crescita, spiegandogli che evoluzione socio-economica e storica c'è stata dal 1926 al 2021-2022, cioè è cambiato un mondo. Tra l'altro è stata sempre mia intenzione cercare di convincere il Ministro della Pubblica Istruzione a insegnare il calcio nelle scuole, fin dalle scuole elementari. Ma non si tratta di calcio intrattenimento sul piano fisico, perché mancano le strutture, mentre invece oggi tutte le scuole possono dotarsi di una videoproiezione per poter mostrare una partita importantissima e vivisezionarla facendosi dare un testo dai grandi saloni del calcio che la possono assolutamente decodificare, farla diventare un testo che si affronta nella prima elementare, nella seconda elementare, nella terza elementare, e ogni anno che passa la stessa partita viene interpretata in maniera sempre più, crescente dal punto di vista della conoscenza. Allora, questo che cosa significa? Che facendo vedere anche sullo schermo la partita stessa, bloccandola, interrogando i bambini, interagendo con la partita, come se fossero dei neogiornalisti dello sport,
questi signorini si appassionerebbero al calcio e quindi io ve lo dico perché ieri sera vedevo la partita e a un certo punto mio nipote che gioca a calcio e che ha quasi 13 anni è svicolato via per 10 minuti. Quando è ritornato ho detto: che sei cretino? Ecco che questi hanno 2-2, questi ci hanno raggiunto e tu nel momento cruciale prendi e te ne vai. Mi ha guardato come se questo fosse normale. Ma che hai fatto? Sei andato sul tuo computer per connetterti con qualche cretino del tuo livello? Perché purtroppo oggi noi viviamo in un contesto dove, mancando i genitori nell'educazione filiale, che succede? Che questi vivono con un'appendice quasi biologica e hanno una protrazione della loro mano col cellulare che rimane acceso tutta la notte, si rincoglioniscono fino alle 6 del mattino, perché se loro si disconnettessero sarebbero fuori da una community e sarebbero schizzati via e contestati. Arrivano a scuola con gli occhi ciricciosi, senza lavarsi, senza farsi la doccia, senza aver studiato nulla e magari ancora col cellulare dentro, che se io fossi il professore li caccerei a calci nel sedere e li rimanderei a casa. Ma questa è la colpa però è dei genitori. Quando io vedo dei ragazzini con 6, 7, 8 anni con cellulare in mano, ma cos'è sta cretinata? Tornare al calcio. Presidente, ma io posso raccontare solo brevemente come ho vissuto la partita di ieri invece? Assolutamente. Allora, ieri mi squilla il telefonino, io vedo chi era perché capivo, mi chiamavano da Mauro e mentre mi chiama segna un ass, quindi io rispondo: Patrizia, la segretaria, buonasera, tutto contento. Allora Walter, mi volevo dire, il presidente probabilmente arriverà, grazie Patrizia, sono felicissimo, mi richiama, senta Walter, io vorrei Patrizia, mi dica tutto contento. Secondo gol, segna il ass. Dopo arriva la terza telefonata, mi doveva mettere in contatto con chi poi avrebbe accompagnato il presidente. Pronto Patrizia? Walter, ma io vi ho detto che viene il presidente. E Patrizia mi ha segnato purtroppo all'estero. Quindi 2-1. Mi richiama ancora per la staffetta. Patrizia, guardi un attimo, che succede? Mi scusino le donne, ma le donne non hanno mai visto di buon grado noi di sesso maschile allontanarci da qualunque tipo di responsabilità familiare davanti a una partita di calcio. È chiaro che poi ci sono anche donne che partecipano, meno male. No, ma soprattutto, ma lo sapete che negli Stati Uniti, dove il football americano è una specie di diversificazione del rugby inglese, perché a un certo punto hanno capito che tutte le botte che ricevono fanno diventare scemi e colpiscono il cervello, le mamme si sono spinte oltre, per cui tutte le femmine ormai nei licei giocano calcio. Quindi c'è questa rivoluzione assoluta, per cui avremo un mondo di femmine che finalmente seguirà anch'esso il calcio, ma nella maggior parte lei è un'eccezione, perché non è che le femmine amano molto questo sport che ritengono molto maschilista. Aspetto io. Eh sì, mi ha chiamato perché era l'ultima telefonata per dirmi: allora io gli dico, io ero morto in viso, mentre mi dice l'orario del treno del presidente 17:07 è il massimo di Patrizia, non mi faccio vedere dove lui teneva le mani in quel momento. Un momento diverso, dove noi a centrocampo eravamo indeboliti ovviamente da Covid, però abbiamo fatto lo stesso di necessità virtù, perché Zelischi arretrato filtrava dei palloni che diventavano pericolosissimi per la parte avversaria, tant'è che il nostro campo non ha certo sfigurato. Direi proprio di no, ragazzi. A proposito del tuffo in Spalletti, il libro è molto in fondo da Giorgio Ascarelli, e anche noi partiamo da Giorgio Ascarelli nei 30 episodi che abbiamo scritto e che stiamo per cominciare a realizzare. Probabilmente avremmo già girato la prima parte se non fosse molto improvviso Maradona, perché l'hanno già in
procinto di andarlo a trovare per girare delle ulteriori scene. E questi 30 episodi partono dal 1926 e arrivano fino alla fine della nostra, diciamo, esistenza calcistica, che probabilmente includerà ancora il prossimo campionato. Quindi diciamo che ci sono questi 30 episodi che con una piattaforma internazionale abbiamo trattato e che vedranno la luce nel giro di un paio d'anni. Ecco. Napoli-Argentina al Maradona, è vero come hai detto la TV Argentina? Il 20 abbiamo un incontro alla Farnesina con il ministro Di Maio per vedere un pochino come, con il ministro anche dello sport argentino, si possa mettere in calendario questa partitissima che dovrebbe essere il primo anno di una celebrazione maradoniana che si dovrebbe ripetere ogni anno. Primo anno Napoli contro l'Argentina, il secondo anno poi vedremo qualche squadra sudamericana. E quindi sì, te lo confermo, stiamo cercando di verificare, speriamo di riuscirci, anche perché tu mi insegni che il campionato finisce il 22, il 23 c'è riposo, il 24 che è il mio compleanno vorrei fare questa cosa, per dare anche 2 giorni di tempo ai giocatori per riposarsi, però noi abbiamo la finale di Champions League, la finale di Europa League, abbiamo determinate date che comunque vanno a finire anche per il periodo immediatamente successivo e quindi bisogna riuscire a capire come conciliare tutte queste, diciamo, possibilità che si intersecano tra di loro. Ci sta lavorando Presidente. Abbiamo finito. Ecco, quindi alla fine l'ha visto. Nicola, anche tu hai realizzato un sogno, Assolutamente, adesso ne parliamo. grazie Aurelio. È cambiato completamente, questo episodio lo dimostra, cioè a quei tempi non stiamo parlando di 100 anni fa, stiamo parlando di 30 anni fa, 32 anni fa. Se tu volevi sapere che cosa stava succedendo da un altro campo e in un altro campo, non avevi internet, non avevi la radio e poche radio, perché Radio Pischis era l'unica radio all'epoca che si sentiva in tutta Italia ed è una cosa che a me faceva particolarmente piacere, mi rendeva orgoglioso perché io vivevo a Milano e tutto quello che veniva fatto a Napoli era considerato un po' come qualcosa di secondo piano, di serie B, e non era così e questo era l'esempio. E quindi quando a un certo punto tu sei a Bologna-Napoli, no? E non è proprio come hai detto tu, improvvisamente uno sente Sotomayor! Senza dire attenzione, e tutta la gente capisce che Sotomayor vuol dire che ha segnato un vero. Quello però ti fa capire come il mondo è completamente cambiato. Oggi siamo in un'era completamente, come dire, diversa, perché oggi nessuno di noi rimane, tranne il Presidente, che è una persona educata quando è coinvolto, non guarda il cellulare, ma nessuno di noi rimane più di 2, 3 minuti, 4 minuti senza collegarsi, guardare, perché abbiamo tutti quanti l'idea che possa essere successo qualcosa, vogliamo sapere, c'è una fame di notizie e questo va a finire ad incidere anche nel calcio, perché quello che racconta il Presidente su John, che è il suo nipote, avviene per tutti quanti i bambini, i ragazzini, anche per mio figlio guarda 2 o 3 partite contemporaneamente, si collega, è un ragazzo di 17 anni, no? E quindi la visione di De Laurentiis è una visione di poco innovativa, perché io suggerirei di andare a vedere la prima conferenza stampa che lui ha tenuto nel 2004. C'era Ventura, c'era Marino, c'era lui, e a un certo punto lui ha iniziato a parlare di cose che probabilmente voi giornalisti non capivate, dice lo stadio virtuale, i mondiali, e la gente, immagino che lo guardasse, vuol dire questo è un pazzo. Cosa sta dicendo? Vero? Si è dimenticato una realtà, no? È il 1999,
quando io arrivai, all'epoca non c'era l'euro, arrivai con un assegno circolare della Banca Nazionale del Lavoro di 120 miliardi, in una conferenza stampa nel circolo dei giornalisti di Chiesa, e a un certo punto io dissi: questo è per Ferraino. Poi Ferraino mi fece causa di Iorizzi dopo 4 anni, però io in quel momento lì spiegai che il calcio si doveva intendere per tutti gli amanti che volessero seguire questo sport, che erano divisi tra coloro i quali lo vedevano in casa. All'epoca ancora non eravamo nel momento dei tablet o degli smartphone, eccetera. Però io avevo detto: guardate che noi abbiamo uno stadio virtuale e abbiamo uno stadio reale. Era il 1999, tutti quanti non capirono nulla, vennero dei giornalisti a trovarmi a Roma nel mio ufficio, mi dissero: era che delusione! Noi credevamo che lei venisse qua con 5-6 assi nella manica di giocatori. No, ma lei non ha capito nulla. Forse lei si è dimenticato che Walter Veltroni, durante un governo Prodi, nel 1996, quindi 3 anni fa, era il 99, ha modificato il calcio, perché ha detto: i club non sono più club, sono delle società per azioni con finalità lucrative. Allora, perché questo è un ritornello che nessuno nel calcio ancora ha capito, né a livello istituzionale né a livello imprenditoriale, perché se voi andate a studiarvi le varie situazioni bilancisticamente parlando, voi vedrete che esiste una prenditorialità e non esiste una imprenditorialità. Quindi è più facile la vita del prenditore che quella dell'imprenditore, di colui che vuole fare impresa. Tant'è che io sono rimasto disappointed, direbbero gli americani, ma non una volta, 100 volte, poi ci ho fatto il callo, anche perché qualcuno, io lo conoscevo dal mondo del cinema e lo conoscevo che cosa mi faceva sui film quando aveva un piccolo ruolo di assistente alla produzione. Parliamo del lontano 1983, quindi pensate quanti anni fa. Ma voi vi rendete conto che istituzionalmente coloro che comandano o che credono di comandare il calcio e quindi credono di comandare tutti quanti noi, a un certo punto gli fa comodo perché non hanno rapporti governativi, fanno finta di averli, ma il governo nemmeno li ascolta, nemmeno tante volte li riceve. E che cosa questi signori avrebbero dovuto ottenere? Avrebbero dovuto ottenere il cambiamento di una legge vecchia di 40 anni, 1981, la legge 91 del 1981. Allora, come nel 96 Veltroni stravolge il mondo del calcio, nessuno lo segue, tutti quanti continuano a fare orecchie da mercanti perché gli fa comodo, perché parliamoci chiaro, quali sono gli imprenditori che ci hanno messo il viso e il proprio portafoglio nei club che hanno acquisito? Pochissimi, si contano sulle dita di una mano. E allora questo lo dice assai lunga. Quando noi diciamo ma da Scarelli ad oggi cosa è cambiato? È cambiato il mondo, è cambiato e continua a cambiare ogni 12, ogni 6 mesi. Le piattaforme oggi impongono dei ragionamenti completamente diversi, e noi abbiamo la fortuna che siamo gli unici contenuti che possono essere pagati per essere visti. Il famoso pay per view, mentre il film o la serie televisiva, poiché non avviene in contemporanea, fa parte
di un abbonamento, cioè tu ti abboni, mi dai X al mese, io vedo X ore di intrattenimento visivo, che possa essere scripted o unscripted, cioè che possa essere tipo LOL, l'avete visto, avete sentito parlare di LOL su Amazon, oppure che sia ecco, la serie televisiva che ho prodotto di Verdone, ok? Allora, il discorso completamente diverso perché il calcio si vede in diretta, quindi tu non puoi fare lo stesso tipo di ragionamento, però tu c'hai tutte le piattaforme possibili e immaginabili, quindi oggi come oggi già l'imprenditore calcistico, quindi la Lega, dovrebbe suonare l'inno della indipendenza totale, quindi rapportarsi direttamente a chi? Agli spettatori virtuali, bypassando quelli che si vogliono comprare i diritti. No, i diritti sono nostri, rimangono nostri. Siamo noi che li firmiamo, siamo noi che li riprendiamo, siamo noi i detentori dei diritti di utilizzazione economica, siamo noi che li trasmettiamo utilizzando le vostre piattaforme e pagandoli. Cioè, sul biglietto virtuale che vi paga lo spettatore, noi vediamo una piccola percentuale. Come si fa col cinema quando uscivamo nelle sale? La stessa identica cosa. Non vi voglio tagliare ora. Volevo solo chiudere dicendo una parola su questo libro, cioè la cosa importante secondo me da segnalare è che è tutto vero quello che stiamo dicendo, il mondo è cambiato, siamo tutti con i telefoni in mano, però soprattutto per i ragazzi non perdere l'abitudine a leggere dei libri, anche cartacei, toccare la carta, prenderla in mano, guardarla e quindi non abbandonarsi esclusivamente al tablet, anche sui tablet, ma secondo me non è la stessa cosa. Io credo che sia bello riuscire a creare e a far leggere a dei bambini, a dei ragazzini ancora qualche cosa su carta, tanto poi sul tablet ci andranno inevitabilmente molto presto, quindi bravo Walter. Io sono sempre stato un grande sostenitore di Draghi, infatti lo dissi anche in termini non sospetti in un'intervista 4 o 5 mesi prima che lui diventasse premier, perché la mia tesi è sempre stata questa: senza economia non si può fare politica. Puoi fare il politicante, puoi fare di volta a campane, di volta in volta a seconda delle elezioni che ci stanno. Ricordatevi che l'Italia è il paese che ha eletto più presidenti del Consiglio d'Europa, non ha una continuità. Allora, in nome di che cosa? Della democrazia? No, in nome della paragolaggine, che è diversa, è in nome della distrazione completa dell'elettorato, perché purtroppo in Italia noi siamo abituati ad accontentarci, perché viviamo bene, ma se noi ci guardassimo veramente dentro, capiremmo che vivacchiamo, perché potremmo vivere a dei livelli strepitosi, straordinari, se soltanto seguissimo un filo logico, perché siamo nati nel paese più straordinario del mondo e però ce lo siamo da soli autoaffossato in più di 100 anni di storia. Allora, le variabili, per parlare anche del calcio, sono talmente tante che ci vorrebbe una tavola rotonda di una settimana e forse non basterebbe. Io vi dico soltanto questo, che i giovani perché si rompono le scatole, perché si annoiano? Perché evidentemente il calcio è diventato vecchio, perché evidentemente il calcio va modificato, perché evidentemente questo quarto d'ora di intervallo tra primo e secondo tempo non serve a nulla, perché probabilmente negli stadi dobbiamo fare prima una partita da 60 minuti con le donne e poi una partita con gli uomini che non duri più di X e che possa essere interrotta e cambiare a iosa i giocatori, perché questo innalzerebbe il livello dello spettacolo, tutti quanti giocherebbero. Vedete, la bravura di Spalletti rispetto ad altri allenatori che ho avuto è che lui
vero che si è trovato in delle necessità di cui ha dovuto far virtù, però fin dall'inizio sperimentava e faceva girare la rosa, facendo giocare tutti. E allora alla fine uno si rende conto veramente che quello che avevi comprato, che credevi fosse farlocco, poi alla fine invece era gagliardo e quindi avevi ben investito il tuo denaro. Forse qualcuno non aveva avuto la vision per poterlo capire, per poterlo interpretare. Ecco perché io dico, Spalletti è sicuramente il miglior allenatore che ho avuto nella mia storia fino adesso. Questo è da titolo, Presidente, però certo se possiamo sognare, si può sognare, sì. Ma sai, tu pretendi una risposta che è ovvia. La vita è un sogno. Se tu a un certo punto aprissi gli occhi davanti alla cruda realtà, soccomberesti. Non bisogna mai smettere di sognare. Non bisogna mai e poi mai smettere di sognare. Presidente, noi È c'è... diverso da essere l'eterno sognatore. Vabbè, non c'è più. È diverso, sono due concetti diversi. Presidente, tra poco ci sarà una sorpresa. Io su questo, se vuoi dire qualcosa, non è bello, devo dire. Non è bello perché Spalletti ha chiesto scusa dopo un minuto, sono cose in campo, ma non so se Presidente vuoi commentare o dopo, perché poi il compleanno ci hanno tussonato il compleanno questa notizia. Vabbè, ma non c'è da commentare perché se no il commento dovrebbe partire dalla notte dei tempi, quindi voglio dire, è inutile che commentiamo quello che è sotto gli occhi di tutti, ma non solo per il Napoli, ma per tutto il calcio italiano. Quindi purtroppo questo è un problema che supereremo soltanto quando la Lega sarà veramente indipendente e quindi potrà gestire lei gli arbitri, così come avviene in Inghilterra. E questo sono anni che lo diciamo, ma poi tu sai meglio di me che purtroppo all'interno di certe compagini associative esiste anche lì il voler fare politica e il voler fare politica molto spesso distorce quello che è sotto gli occhi di tutti da un punto di vista proprio commerciale, industriale, di protezione democratica di tutti quanti, perché tutti hanno diritto ad avere un arbitraggio corretto, ma soprattutto hanno diritto al ricorso alla moviola in campo. Quindi oggi come oggi, una volta la vedono, una volta non la vedono, una volta la vedono sempre, un'altra volta la vedono a spizzichi e bocconi. Cioè voglio dire, non esiste una tutela che sia garantista di un gioco corretto e rispettabile. Ognuno fa come gli pare e questo non va bene. Bisogna uniformare. Presidente, aspetti una rivincita con Barcellona, ti aspetti un grande match o quello che viene una male l'altra? Ma vedi, anche qui ci sarebbe da dire molto, che l'Europa così come è concepita ormai si è invecchiata, si è auto-ingessata, perché porta via tante energie senza contare da un punto di vista economico una compensazione paritetica. Perché? Perché gli unici che si arricchiscono poi sono le istituzioni, legge la UEFA, quindi voglio dire, non si capisce per quale motivo la UEFA non dovrebbe soltanto fare operazioni di segretariato generale, mentre invece dovrebbero essere tutti i club europei, però noi abbiamo creato l'ECA, adesso l'ECA è diventata ostaggio dei catalini, che quindi il signor Presidente della UEFA è nelle braccia del Presidente del Paris Saint-Germain, perché è inaugurazione di questo Qatar così forte, così potente, così splendente, per cui ne fanno le spese tutti quelli che nell'industria del calcio ci credono. Devo andare in tribunale, vicino a una chiesa, vicino al porto, vedo un campetto dove c'erano 3 ragazzini, uno con la maglia del Milan, uno con la maglia dell'Inter, uno con la maglia della Juventus. Io sono sceso, ma che fai? Ma chi siete? Oh, che cazzo sei tu? Questa sarà la risposta, no? Scusate. Non so come se lavorare, ma è bellissimo. Però Salvatore, a questo punto racconto la prima.